100 milioni nel 2014 e 50 milioni per i 9 anni successivi da dedicare al completamento del piano di difesa idraulica del Veneto. È la prima delle 5 richieste che il Partito Democratico rivolge al Consiglio regionale, dove è imminente il voto sulla manovra di bilancio per l'anno corrente. I consiglieri del PD vorrebbero anche più soldi per il trasporto pubblico. C'è bisogno di chiudere il primo stralcio della metropolitana di superficie e chiediamo quindi 20 milioni per 2 anni, quindi 40 milioni di euro più 10 per l'acquisto di nuovo materiale rotabile, perché credo che il tema del trasporto ferroviario sia uno dei punti di emergenza di questa regione. I democratici propongono inoltre un contributo di 15.000 euro all'anno per 2 anni alle aziende del Veneto che assumono un neolaureato per l'innovazione dei prodotti. La spesa complessiva sarebbe di 15 milioni, mentre 34 in più rispetto a quelli previsti dovrebbero incrementare il capitolo del sociale. 2 punti per il sociale, il fondo per la non autosufficienza che scende da 721 milioni a 707, quando il bisogno, soprattutto anziani e disabilità, sta aumentando, ci sono liste d'attesa, ci sono persone che non riescono a pagare la casa di riposo, quindi bisogna intervenire. E l'altro punto fondamentale del sociale sono i lavori socialmente utili. Si chiede infine che il nuovo ospedale di Padova sia realizzato con fondi regionali da stanziare con cadenza annuale 100 milioni nel 2014 e 50 all'anno per un altro decennio.